nell'auto con mio marito che guidava. Io stavo guardando il cellulare e gli ho detto: oddio, è assurdo. Guarda che attacco ha lanciato Hamas contro Israele. Abbiamo pensato, adesso Israele inizierà un'altra guerra su Gaza. C'eravamo già passati nel 2008, 2009, nel 2012, nel 2014, nel 2021. Ma mai, nemmeno nei miei pensieri più assurdi, avrei potuto immaginare quello che è successo dopo. Gli attacchi del 7 ottobre e la devastante guerra scatenata su Gaza hanno riaperto ferite profonde da decenni di conflitti. La Bibbia dice che c'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Questo è un tempo di guerra. Questa è la Palestina. La Palestina del 1947. E ora abbiamo questo. Sfido chiunque a disegnarla. Ora che una pace duratura è più lontana che mai, esploriamo le radici di questa crisi. Le figure ai massimi livelli testimoniano i ripetuti tentativi, tutti falliti, di risolvere una crisi che si è aggravata nel tempo, fino a incrinare rapporti personali e istituzionali. Sembrava promettente, finché non è fallito. I diplomatici devono sempre impegnarsi al massimo. Quando si parla di Medio Oriente, i segretari di Stato americani sono come falene attratte dal fuoco. Scopriamo come 20 anni di negoziati falliti abbiano favorito l'ascesa di Hamas e ascoltiamo il loro leader, ucciso un mese dopo la nostra intervista. Avevo avvertito Netanyahu e gli israeliani: smettetela di giocare col fuoco. In questo episodio, due nuovi leader arrivano al potere con idee molto diverse su come risolvere problemi di vecchia data. Netanyahu ha detto: avrei preferito che il destino mi avesse dato un presidente repubblicano. Quello che Netanyahu ha fatto al vicepresidente Biden è stato un vero schiaffo in faccia. E il primo ministro israeliano stringe un accordo che avrà conseguenze imprevedibili. È profondamente radicato nella tradizione ebraica. Devi liberare i tuoi ostaggi. Non riuscivo a comprendere il motivo per cui Netanyahu aveva liberato dei terroristi palestinesi e tra loro c'era anche Yahya Sinwar. Israele e Palestina, storia di un conflitto, dal 18 maggio su History Channel.